settimana da dimenticare fra sconfitte e infortuni. L'Olimpia Milano prova a voltare pagine, a riprendere il cammino in campionato. Di fronte c'è una Treviso che dopo la buona prima parte di stagione ha accusato un calo importante e ora si trova esattamente a metà strada fra playoff e salvezza. Tiene molto ferma la palla Machiura, poi la mette per terra, Shields gliela tocca e poi gliela porta via per poi lanciare la transizione di Milano. Shields vuole andare da solo fino in fondo, Javon Shields con l'azione coast to coast. Mascolo per Bowman, sistema i piedi, ha tanto spazio per la tripla e sono già 3 le triple realizzate dalla NutriBullet. Shields scala su Polycap, Machiura si propone per la tripla e mette anche questa. JP Machiura scatenato. Da parte Milano prova a replicare con la stessa moneta, ci riesce Pippo Ricci che sblocca l'Olimpia in questo fondamentale. Prima tripla al terzo tentativo. Subito si presenta Bowman con un'altra tripla. Torresani dall'angolo dentro a cercare Pellegrino che va su per il tiro e tiene benissimo il corpo pur avendo addosso 3 giocatori avversari. Che giocata di Francesco Pellegrino. Prova a stirare con lo step back. Armani Brooks risponde presente a JP Machiura. Machiura però non vuole fermarsi, assolutamente non ha intenzione di rallentare, segna ancora JP Machiura. Mascolo palleggia sul blocco di Pellegrino nell'angolo mezzanotte, prende la tripla e la mette. Bolmaro prova ad attaccare il ferro, serve Tonut che prende la tripla. Stefano Tonut con il canestro che vale il -10. I think we need to get stops on defense. 10 points is not enough against this team. We have to continue to play team basketball and get stops and really focus in on that, and I think we'll be all right. Shields esita, poi riparte e va fino al ferro a segnare il canestro che vale il -8. Qua è Carolan che può attaccare l'area, Lidei si mette davanti per prendere lo sfondamento e invece il canestro è valido e c'è anche il fallo. Harrison è con Bolmaro, anche lui prova a buttarsi dentro. Ottima difesa di Milano, tripla di Machiura, torna a segnare JP Machiura. Harrison cerca spazio per andare dentro, torna da Machiura che non può tirare, deve metterla per terra ma gliela toglie Manuel, corre Brooks a rimorchio, layup mancino di Armoni Brooks, -8 Milano. Pellegrino finta il blocco, ecco Machiura che esce, questa volta un po' di spazio per tirare e mette un'altra tripla. Tiro di Brooks da 3 punti, Armani Brooks a bersaglio. Lidei blocca per Mannion, gira l'angolo, cerca Caruso, riesce a evitare con il corpo la difesa di Pellegrino. Brooks trova spazio per la tripla, Armani Brooks, adesso è lui a diventare immarcabile. Brooks che adesso è caldissimo, si prende un'altra tripla, Armani Brooks, il forum è tutto in piedi, è stato lui a trascinare Milano a questa rimonta. Harrison ci prova addirittura dal loco di Angelo Harrison. Giocatori però serve l'uscita di Brooks che ha tanto spazio per tentare un'altra tripla.
allunga la difesa dell'Oltribullet, prova con la zona press, battuta bene dall'Olimpia. Brooks attacca, il ferro! Armoni Brooks, ecco il punto esclamativo sulla sua partita, vola a inchiodare. Finisce 90-80 a favore delle Assetto Emporio Armani, che torna a vincere dopo le sconfitte in campionato contro Bologna e in Eurolega con il Fenerbahce. But you know, we came out a little slow. You know, we couldn't stop them at all in that first half. So going into the second half, we just tried to really lock in on our defensive principles, be a little more physical and play a little more free on offense. And once we were able to do that, you know, we were able to make a run and thankfully get this win against a tough team.